Buongiorno a tutti, siamo qua su un zopè per l'Istituto Ladin della Dolomites al programma Intra la nostra dente. Siamo qua col sindaco Renzo Bortolot e voloni domandare anzin come che lei al comune da zopè, come che funziona e anzin come che lei ha al gestì. Il comune di Sopè, come che forse sapete già, è il più piccolo comune di questa provincia. La qualche abitante meno di 300, l'è il più alto anche del Cadore, e chiaramente sta così in alto ha anche tanti problemi, però è anche un bel posto in cui vive, insomma, dove che si sta anche bene. È chiaro che i problemi sono tanti perché sono comunque tanti in alto, isolati, in montagna, manca tanti servizi, però insomma la gente la è ancora contenta di stare qua. La volerà forse sin de più di attenzione da parte della regione, della provincia, insomma dei clienti che potranno dare una mano per vivere meglio anche qua. Nasce può tosat e le famiglie fa fatica comunque a levare chi mulica su per il problema della scuola che bisogna dopo l'elementare si spostare e per tante altre questioni anche quelle che interessa chi do in al di in cui come la banda larga piuttosto che la TV digitale che la ne creerà problemi insomma venendo in avanti. Le stesse questioni che le sono che altre comuni piccoli di montagna, ecco. Donde fa noi come comune, ma non è facile perché per portare servizi come che dice banda larga, per esempio, le costi tanto alti che il comune da solo non riesce ad affrontare. E il lavoro come lo? Se lui lo lavora su un zopè? Allora, qua, come che sapete, forse il comune che ha ancora più di emigrazione di tanti altri. Diciamo che da un certo punto di vista l'attività dei gelatieri in Germania è stata una fortuna per questo paese perché sul posto non era altre possibilità. È stata una fortuna perché la crea diciamo, al benessere economico delle famiglie, però da quell'altro punto di vista la crea anche problemi perché effettivamente non si sta buoni di creare un'alternativa sul posto. Quindi chi che lavora qua è ben può. E il futuro come il vedeo per questa gente che lavora fuori e chi può che lavora chi là? Allora, chi che lavora in Germania vede che al manco su che altri comuni vicini le sempre più tante famiglie che rientra sempre manco in paese. Qua fortuna ancora è tan legati e chi 3 o 4 mesi d'inverno è sul posto, però è chiaro che specialmente per chi dove non è facile. Secondo me bisognerà creare delle alternative in paese, pensi alle possibilità che si avrà col turismo, però bisogna che la gente cominci a credere di più anche a quel che si può fare sul posto. Va bene, grazie. E come lo Stato per voi essere sindaco qua su un zopè? Voglio dire che è stata una bella esperienza, sì, adesso è anche tanti anni che il fase, ma è anche ricandidato, quindi non posso dire che non mi ha piaciuto. È stata una bella esperienza perché mi ha permesso di fare anche per al paese, credo, insomma, ecco. Sono stato rieletto in primavera, quindi mi pare che anche la gente la riconosca e sono contento di questa esperienza, effettivamente. Va bene, vi ringrazio e vi saluto con tutti gli auguri di poter continuare pulito il vostro lavoro qua su un zopè. Siamo qua in bottega con Nicola Simonetti che lavora qua su un zopè da un po' di anni. Adesso se fa un contare in canto che hai cominciato a lavorare qua e perché? Allora, l'attività l'hai aperta del 2001 e ho deciso con mia femmina, perché prima ero in Germania, di restare qua perché mia fiol che è il più grande, scusa, cominciava a scuola, bisognava decidere o fare a scuola la inte o comunque separare la famiglia e ho deciso, provare a restare qua fuori e ho pensato di avere questa piccola attività, insomma. E lo stato difficile scominciare e soprattutto è lo stato difficile di innanzi? Scominciare è stato difficile, cattare i locali qua da poter avere l'attività non è stato semplice, però il difficile è proprio la tenere aperta l'attività perché le difficoltà grandi, insomma, dai, perché qua su un zopè gli abitanti che può sta il mercato che l'è e naturalmente è così, insomma.
E qua vende un sinderut, sì, è l'unica bottega che le... Qual è l'unica bottega che lei ha ancora un bar e un ristorante e ha un vendone a Sindedu dalla cancelleria, roba da mangiare, Sindedu insomma dai. E hai qualche agevolazione per fare questo lavoro in un luogo così lontano? Agevolazioni zero. Ha problemi anche con i fornitori perché chi viene su capita insomma. Anche solo che per cattà chi mi portasse i surgelati ma con gli interpellati 3 o 4 ditte. Sì. Perché che insomma anche stessone che sa in dove, poi invece così insomma le difficoltà le che le dai. E le difficoltà anche per vivere fuori da qua, Lugheo sta solo che con quel che è qua, o vi toccano anche di fuori, voi, chi pidoin, chi pivege? Qua praticamente lavoro non è. Tanci è impiegati pubblici, diciamo, le insegnanti e così. Al resto bisogna chi vada in Germania, sarà l'80% dell'immigrazione che su, cioè tutte le famiglie va in Germania, le ha la sua attività là inte, che se pensa bene al mestiere del gelatiere che ha salvato perché se non fosse stato al mestiere del gelatiere, con il gelatiere che va e che torna sul Zoppè lavorare già sarà da un gran tocco, insomma, sarà come col server per te dare un'idea, ecco. In un paese con così poca gente, una bottega come questa la fa anche un servizio per la comunità, perché è solo che una bottega, che dicevo? Ma appunto, picchia è un'attività commerciale che è un servizio sociale, perché sì, al mercato che lei, insomma, ecco. Anche se sono tutte qua che anche i gelatieri sono in 300 persone, che anche i gelatieri scommessa stagione in Germania sono un centenaire, 120, cioè al giro le che è il che l'è. Di sicuro è importante per tutti chi sta qua, sta bottega, pure venire qua invece che più lontano. È importantissimo, diventa quasi un punto d'incontro, che le femmine che vogliono fare la spesa, le si ferma qua a cioccolà. Il ritmo è diverso, è più lento, è più vivibile, ecco, insomma, non sai mi spiegare come. Un ritmo di un paese così piccolo, in dove che se si vuole stare, occorre gli vuole bene a un luogo come questo. Il ritmo di un paese così piccolo e viste le difficoltà bisogna proprio volere bene a questo paese per sta qua, perché le difficoltà enormi, con i tosati cresce, bisogna mandare a scuola, bisogna mandare Bellum, bisogna far stare Bellum perché di avanti la corriera è praticamente impossibile, non è semplice, bisogna proprio volere bene per sta qua. Va bene, allora vi auguro pure Laura Polito ed Edinant con la vostra bottega e vi saluto e vi ringrazio. Siamo qua con il Simon Simonetti e volevo domandare come che lei pariel vive su un zoppè. Mi sapevo su un zoppè. Hai fatto l'emigrante per 30 anni in Germania, vende gelato, e poi appena che mi ha cognuto fuori perché aveva le tosate che dei a scuola, e piuttosto che la famiglia, mi divide con la famiglia, la tosata che fuori in Germania, hai preferito venire fuori. Hai cattato l'occasione di un bar qua su un zoppè e hai tenuto il bar per 20 anni. Adesso sono in pensione e faccio la vita, faccio il nonno. E come lo vive qua su un zoppè? Senza lavorare, sono da pensionato? Basta si adattare, praticamente non hai esigenze da dire a fare la vita mondana e così. Mi sapeva girare per chi bosco, vado a cattare i miei amici all'osteria, si fanno 4 ciacole e mi passa il tempo così. E voi come vedete al futuro del zoppè? Al futuro del zoppè purtroppo non lo vede tan pulito. Credevo che i due stesse qua, che si desse da fare, che si maridasse, che fosse una famiglia, invece vede che lei tanti chi dove che non ha idea di se maridare, non si marida, fioi non ha se più, anche adesso qua le previsioni delle scuole le si sera sole, dici le sera però le si sera sole, che non è più tosato che va a scuola, e purtroppo sarà anche che a diventare se diventa anche più sfiduciati, picoso, ma non vede tanto roseo, insomma, dai. Allora vi ringrazio, sperando che la situazione non sia così malamente e anzi che la pure di sempre anzi meglio. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie a te e tanti auguri a tutte e sani a tutte.